Benvenute e benvenuti in questa serie di video dedicati alle fonti per la conoscenza della musica e della poesia sarda di tradizione orale. Insieme faremo un viaggio alla scoperta di documenti che ho selezionato per voi, nei quali vengono descritti e raccontati gli usi musicali del passato. Si tratta di opere letterarie, cronache, documenti notarili, redatti tra il 600 e l'inizio del Novecento da intellettuali, viaggiatori, funzionari governativi e sacerdoti, che nelle loro opere hanno descritto pratiche e contesti della nostra cultura musicale. In questo video parleremo di poesia improvvisata. La Sardegna è terra di poesia improvvisata. Ancora oggi, ogni anno, nell'isola si tengono decine di gare poetiche secondo diversi sistemi, quelle a Ottadas, a Mottetto Longo, a Sarrepentina e a Muttos. Si tratta di forme poetiche a contrasto, nelle quali due o più poeti si confrontano su un tema dato. Le gare, così vengono dette le performance pubbliche, si tengono per lo più durante i festeggiamenti civili connessi alle celebrazioni religiose per i santi. In Sardegna, così come nelle altre parti del mondo in cui è diffusa la poesia estemporanea, i poeti non recitano o declamano i loro versi, ma li cantano, con accompagnamento di voci o di strumenti a mantice. Sono numerosi i viaggiatori o gli studiosi locali che, nei loro scritti, si sono soffermati sui poeti improvvisatori sardi. Tra il 1833 e il 1856 venne pubblicata un'opera monumentale suddivisa in 29 volumi dal titolo Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna. Si tratta di un progetto editoriale ambizioso curato dal sacerdote Goffredo Casalis, che ha l'obiettivo di offrire una descrizione puntuale e sistematica di tutti i territori continentali e insulari appartenenti alla corona sabauda. Per la redazione delle voci relative alla Sardegna, Casalis si affidò in larga parte al giovane scolopio Vittorio Angius, che si occupò di contattare direttamente i sindaci dei diversi comuni e di redigere personalmente molte delle schede. Le voci del dizionario forniscono per ogni paese, città e provincia informazioni sul territorio, il numero delle chiese, la consistenza del bestiame, le coltivazioni, ma anche quelli che sono gli usi e i costumi delle comunità locali. Ed è proprio in queste sezioni che troviamo preziose informazioni sulle pratiche musicali tradizionali. Nelle pagine dedicate al paese di Bitti, in Barbagia, l'Angius ricorda alcuni illustri poeti locali e descrive le occasioni in cui i versi venivano improvvisati. Tra i poeti improvvisatori, che si meritano lode di grande ingegno in Bitti e nei vicini dipartimenti, sono lodati Giorgio Filippi, soprannomato Maccarrone, e Preitero de Logu, i quali fiorirono nei primi 5 lustri di questo secolo. Avendo con le lettere adornata la natura, sopravanzarono facilmente gli altri, che l'arte non avea ripuliti. Nelle belle notti, intorno alle chiese, dove festeggiasi, danno molti bittesi, con altri di diverso dipartimento, che vi concorrono bei saggi di poetico ingegno, gareggiando fra loro nel canto, con grandissimo diletto del popolo. Nello spazio del novenario vi concorre sulla sera il popolo, si tengono balli e si gareggia nella notte dai poeti improvvisatori. Sempre dalla stessa fonte, il dizionario del Casalis, è tratto questo secondo passo. Nelle pagine dedicate alla Gallura, l'Angius descrive la festa campestre che si tiene nella chiesa di Santa Maria di Silonis, nelle campagne di Luras. La testimonianza è particolarmente interessante poiché, se nelle altre regioni dell'isola si sono diffuse, verso la fine dell'Ottocento, performance pubbliche tenute da poeti semiprofessionisti che si esibiscono in piazza, in Gallura l'improvvisazione non è salita sui palchi, ma è rimasta per lo più una pratica informale legata ai matrimoni e ai contesti di festa, come riportato anche in questo passo. Compite le cose sacre, preparasi per il pranzo. I convitati si dispongono in 2 grandi linee, in capo alle quali stanno i patroni e il cappellano, dal quale, benedetta che siasi la mensa, tutti si accosciano e cominciano a mangiare, e vedesi e odesi una gioia meravigliosa. Finito il pasto sono gli improvvisatori che devono fare le loro parti gareggiando fra loro in diversi metri. Uomini e donne stanno intorno ad essi in densa corona. Ascoltano in profondo silenzio e dal sorriso in cui sono composti i sembianti mostrano il piacere che provano l'anime a queste belle produzioni d'ingegno. Poi si ritorna alle gratissime danze girando intorno a scelti cantori che ripetono antichi versi di amore.
Gaston Villiers è stato un noto illustratore, viaggiatore ed etnografo francese, nato a Perpignano, nei Pirenei, nel 1846. Alla fine dell'Ottocento compie un viaggio nelle Baleari, in Corsica e in Sardegna, da dove scrive vari servizi per riviste come il Journal du Voyage. I suoi servizi vengono poi raccolti in un volume di impressioni di viaggio intitolato Le isole dimenticate. Nelle pagine dedicate alla Sardegna si sofferma sulla lingua sarda, che lo colpisce per le sue affinità con il latino. Descrive poi la sua visita in Barbagia, dove ha modo di incontrare dei poeti improvvisatori che dedicano a lui e al suo accompagnatore i loro versi. Che affinità tra l'idioma sardo e la lingua latina? Di tutti gli idiomi di origine latina, il sardo assomiglia più di ogni altro alla lingua dei Romani, non per la grammatica, che differisce molto, ma per le parole stesse. Più di 500 termini sono assolutamente identici. Ah, che bei versi che ascolto, io, straniero, giunto da lontano dalla grande città, nell'antica dimora del mio ospite, con i piedi davanti alla brace, circondato da uomini dal volto severo, nel fondo di una forra perduta nei fianchi del grandioso Gennargentu. Non ho potuto annotare le improvvisazioni cui diede luogo la presenza di due stranieri. Il loro valore non sarebbe forse grande, ma testimonierebbe dell'anima poetica dei sardi. Salvatore Merche nasce a Orotelli nel 1873. Studia al seminario di Alghero e viene ordinato sacerdote nel 1899. Dopo un incarico a Bolotara, a partire dal 1907 fu parroco a Oniferi, dove rimase fino alla sua morte. Stimato poeta, Merche è stato autore di numerose raccolte di romanzi e memorie storiche. Nel 1901 pubblica un libretto che contiene un interessante e dettagliato resoconto della sua visita alla festa di Santa Maria de Saucco di Bortigali, ancora oggi una delle feste campestri più interessanti dell'isola. In questo passo Merche racconta dei poeti improvvisatori che allietavano le serate che la popolazione di Bortigali trascorreva nel santuario campestre durante il novenario. A tarda notte, poi, i poeti estemporanei, gli improvvisatori, diedero principio ai loro apolline e i contrasti. Io, che sono stato sempre amico e ammiratore di questi bardi, specialmente se buoni, piantai tutti gli altri passatempi e me ne andai ad ascoltarli con molta curiosità e altrettanta attenzione. Nella nostra Sardegna non c'è villaggio, per piccolo che sia, che non conti parecchi di questi cantadores, i quali sono ordinariamente pastori e contadini senza cultura. Appena sapranno leggere e scrivere. I forti contrasti poetici per ordinario avvengono nottetempo a lume di luna, sotto un albero o entro a qualche bettola o baracca, dove il vino sia a disposizione per riscaldare di tanto in tanto l'estro. Il verso più usato in questi contrasti è l'endecasillabo, la strofa, l'ottava rimata. Vi propongo un estratto tratto dal mio archivio di una gara poetica a ottavas logudoresi tenutasi a Seuni, frazione del paese di Selegas, il 26 agosto del 2022. I poeti sono Dionigi Bitti e Salvatore Farina e sono accompagnati dal tenore di Orgosolo. De Seuni accostai da mena Deo e nido non che vi ancora Questa festa de Nostra Signora che este in che lo de gracia piena da esa ida mia de Oliena contento che soe di in custora oh bonda tire da chi so presente un saluto a tutti cara gente Reunises tu sempre una maio chi va taberu dia un'istoria sempre mi se restata in sa memoria
volta no se me olvido su baio. Ed una volta in su mese de maio cantado a poa Santa Itoria. Poesia e ti saluto con Santa Maria.